Hanno ascoltato le ragioni dei rappresentanti dei sindacati di categoria nel giorno del quinto sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. Il contratto nazionale di lavoro non è rinnovato da anni e i consiglieri regionali del Veneto sono pronti a farsi carico in conferenza Stato-Regioni delle richieste di un settore che sta vivendo un periodo di forte difficoltà. Affinché sostenendo l'azione sindacale si possa arrivare appunto alla conclusione, a chiudere quella partita del contratto nazionale, che vede tante voci al suo interno, ovviamente la specificità del lavoratore, la sicurezza all'interno del lavoratore, soprattutto anche la parte economica, che purtroppo ahimè, come sappiamo, è ferma da troppo tempo e i lavoratori insomma, devono vivere. Un autista neoassunto non arriva a 1.200 euro al mese, un marinaio a 1.100, cifre che non solo non garantiscono un'esistenza dignitosa, hanno detto i sindacati, ma hanno anche avuto l'effetto di allontanare i lavoratori da questa professione. Il settore è sempre più sotto organico. Dobbiamo ricordare sempre che quando si parla di trasporto pubblico locale non si parla di dipendenti del trasporto, ma si parla di servizio al cittadino. Un trasporto che viene rivisto al ribasso, un trasporto che viene visto con la calcolatrice, non con l'ottica del servizio pubblico da erogare, fa male ai cittadini. Il trasporto pubblico è uno dei pilastri della nostra socialità, lo usiamo tutti per fare qualsiasi cosa durante il giorno. A Venezia, dove alla richiesta di rinnovo del contratto nazionale di lavoro si aggiungono altre vertenze contro l'abbassamento dello stipendio, gli scioperi sono stati anche di più rispetto al resto del paese. Pochi soldi e molto stress per chi lavora al trasporto pubblico, persino aggressioni durante la pandemia. Non dobbiamo dimenticare che chi parte prestissimo la mattina e finisce tardissimo la sera sono sicuramente anche loro, come le nostre forze dell'ordine, come tantissimi volontari, non solo nel mondo ospedaliero. Sono tantissimi reparti che presidiano il nostro territorio, ma tra questi ci sono anche gli autisti del trasporto pubblico locale, delle nostre ferrovie.